Questo finanziamento ci serve per trasmettere la ragione per la quale qui si trovano il museo e le aree archeologiche, e cioè la città sepolta di Altino, che ha 3.000 e 2.000 anni. Questo lo faremo ripensando i percorsi. In particolar modo verranno uniti direttamente l'Altino Lab e le due aree archeologiche. Il Comune di Quarto Altino farà da supporto a queste nuove risorse che daranno una visione del centro di Altino del tutto diversa rispetto a come era stata pensata nel tempo, ovvero fino a questo momento si è sempre pensata ad Altino come una città sepolta, e io sono sempre stato il precursore di chi ha sostenuto il fatto che bisogna portare alla luce i reperti, ma con questo progetto si dà la possibilità al visitatore e al turista di essere partecipe vivo all'interno della piazza archeologica. Un momento importante perché si traccia il percorso di evoluzione di questo straordinario museo, il Museo di Altino, che diventerà appunto un parco archeologico dove poter unire la componente paesaggistica, la componente legata agli scavi, a quello che c'è sottoterra, e la componente legata appunto alla parte museale e ai reperti. Qui si racconta una storia, la storia di una Venezia pre-Venezia, appunto quando qui ad Altino c'era un'importante città, terminal commerciale romano, che poi negli anni ha avuto le sue evoluzioni e la sua storia, poi si è spenta lentamente. Però ecco, tutto quello che è pre-Venezia nasce qui ed è importante raccontarlo.